Mestre, dopo le continue denunce dei residenti di via Premuda, è stata eretta una barriera all'ex Cinema Piave che impedisce bivacchi e consumo di droga. In Veneto 7 furti su 10 rimangono impuniti, lo rivela l'ufficio studi della CGA di Mestre, maglia nera per Venezia con 134 furti ogni 100.000 abitanti. Yacht a fuoco, paura per 2 turisti ferraresi diretti a Chioggia, si sono gettati in mare e sono stati recuperati da un'imbarcazione della polizia a Porto Tolle. Non tutti domani saranno classe dirigente, serve meritocrazia, lo ha detto il sindaco Luigi Brugnaro a margine dell'incontro con Ursula von der Leyen ieri in visita a Venezia. Sono solo 160 i posti auto per residenti previsti dal nuovo bando del garage comunale di Venezia. Troppo pochi per il Partito Democratico che propone di utilizzare anche posti oggi riservati ai turisti. A settembre saranno pronti gli alloggi pubblici di Campomarte alla Giudecca, l'annuncio dal presidente dell'Ater Fabio Nordio in sopralluogo al cantiere. Domani mattina a Venezia, per consentire il passaggio della Vogalonga, previste interruzioni e modifiche delle linee di navigazione, interessato anche il ferryboat della linea 17. Buonasera dal telegiornale di Venezia. Dunque siamo tornati in via Premuda a Mestre, a pochi passi da via Piave, perché sembra che le continue denunce dei residenti abbiano portato i loro frutti. È stata eretta una barriera all'ex Cinema Piave per prevenire fenomeni di consumo di sostanze stupefacenti. Una sorta di Mose antidegrado, una micromuraglia cinese, visto che a realizzarla è stata su richiesta del comune l'associazione cristiana evangelica cinese che ha comprato l'edificio. Stiamo parlando dell'ex Cinema Piave in via Premuda a Mestre, teatro da troppo tempo di bivacco e luogo di sosta per tossicodipendenti, che ora con grande soddisfazione di residenti e commercianti è stato sbarrato. Penso che abbiano fatto solo che bene. C'è la situazione di degrado, qui io abito qua da sempre, per cui la situazione di degrado è ulteriormente peggiorata, per cui penso che qualsiasi iniziativa sia positiva. Finalmente l'hanno fatta, perché era invivibile la situazione qua. Già la via Piave, io ieri sera alle 6:30 sono uscita da qua e abito al Parco del Piraghetto, cioè ogni 5 metri c'era un pusher. Ormai li conosciamo. Girando molta polizia qualcosa di meno si vede, cioè, si sa che se non sono qui si spostano di là. Quello è il problema di fondo. L'innalzamento della barriera non è stato affatto gradito dai tossicodipendenti. I residenti hanno raccontato di alcuni che hanno inveito urlando e bestemmiando quando è stata posizionata. È proprio fatta di legno e addirittura se qualcuno tentasse di spostarla, di romperla per tornare qui a drogarsi, a bere, a bivaccare, anche all'interno, però ovviamente non riusciamo a farvelo vedere, è completamente barricata. Nell'edificio dovrebbe nascere in 1 anno e mezzo circa una scuola di cinese e italiano per bambini, visto che al momento i cristiani evangelici cinesi si ritrovano in una specie di garage. Per molti cittadini però il problema andrebbe affrontato alla radice. Il deterrente è impedire lo spaccio, non è inutile che ci giriamo intorno. E finché ci saranno acquirenti, uno spaccio ci sarà. L'amministrazione dal canto suo sta facendo il possibile con le armi a disposizione. Continuiamo con i presidi mobili e per questo è molto importante avere anche le macchine presidi mobili, perché dove arrivano le segnalazioni interveniamo immediatamente con questo team Veritas, assistenti sociali e polizia locale, in modo da tenere sicurezza e meno degrado nell'area. La normativa sicuramente non ci aiuta, capisco che si tratta di microcriminalità, ma è una microcriminalità che i cittadini non hanno una percezione poi di insicurezza. In Veneto 7 furti su 10 rimangono impuniti, lo rivela uno studio della CGA di Mestre. Proprio a Venezia la situazione è peggiore. Nonostante molti negozi siano diventati dei fortini, dei veri e propri bunker, controllati 24 ore su 24 dai sistemi di videosorveglianza, i danni economici provocati dai furti e dalle spaccate rimangono ingentissimi. In Veneto 7 furti su 10 rimangono impuniti. Emerge dall'ufficio studi della CGA di Mestre che ha elaborato i dati dell'Istat. Nel 2021 ci sono state 4.493 denunce per furto nei negozi, di cui nel 69,5% dei casi gli autori o l'autore del furto non sono stati catturati.
A livello provinciale la situazione più critica riguarda Venezia, con 134,2 furti denunciati ogni 100.000 abitanti. Dato che il presidente della Camera di Commercio commenta così. Noi siamo da questo punto di vista più fortemente appetibili proprio perché c'è molta gente che arriva dalle nostre parti e queste persone magari possono essere più facilmente attrattive per chi deve delinquere. Non ne farei sicuramente un problema di tipo singolo, ma lo farei invece valutare come necessariamente che il rafforzamento che da tutte le parti si chiede per quanto riguarda l'ordine pubblico possa avere anche delle leggi adeguate, altrimenti spesse volte arriva fuori il ladro prima ancora che il carabiniere abbia lasciato il tribunale per la sua denuncia. La CGIA precisa che non si vuole sollevare alcuna critica nei confronti delle forze dell'ordine. Per ridurre il numero di questi reati e assicurare alla giustizia coloro che li compiono, bisogna aumentare la presenza sulle strade di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne. Altrimenti rischiamo di alimentare involontariamente un atteggiamento di sfiducia da parte delle vittime nei confronti delle istituzioni, che li spingerà a non denunciare la violenza subita. Paura per due ferraresi che si trovavano a bordo di un'imbarcazione che ha preso fuoco, erano diretti a Chioggia. Momenti di paura per due cittadini del Ferrarese salvati dall'equipaggio della squadra acque interne del commissariato di Porto Tolle, mentre l'imbarcazione in legno di oltre 15 metri su cui viaggiavano è andata in fiamme a circa 3 miglia dalla costa. Erano partiti all'alba dal lido ferrarese degli Estensi per dirigersi verso Chioggia e durante la navigazione si sono trovati in mezzo alle fiamme per cause ancora da chiarire. Gli operatori di polizia hanno visto la nuvola di fumo proveniente dal natante e una volta raggiunta l'imbarcazione hanno recuperato i due occupanti che nel frattempo si erano lanciati in mare. In stato di shock e intirizziti dal freddo sono stati portati in salvo. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è tornato a parlare di studenti dopo le polemiche dei giorni scorsi. Non tutti, ha detto, saranno classe dirigente e serve meritocrazia. Non tutti diventeranno classe dirigente, dobbiamo far passare i migliori, noi raccomandati o chi urla di più, dobbiamo far passare i migliori. A margine dell'incontro con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ieri in visita a Venezia, il sindaco Brugnaro è tornato ad affrontare il tema dei giovani e del futuro e dopo le polemiche dei giorni scorsi sui 700 euro per una casa di uno studente con conseguenti proteste ha spiegato ulteriormente la sua visione. Io credo davvero nella classe dirigente, penso che i giovani, quando io parlo di Next Generation, parlo di quelli che non sono neanche ancora nati. Cioè, questi progetti che abbiamo in mente riguarderanno i prossimi 20 anni, non possono riguardare il proprio egoismo personale di oggi. Dobbiamo immaginare come sarà la nostra classe dirigente, come sarà capace il giovane italiano, in questo caso, ad affrontare le grandi migrazioni, come riuscirà ad affrontare le altre culture. Dovrà avere carattere, molta forza, molto entusiasmo, probabilmente dietro a questo. E ci vogliono le istituzioni che invece che far chiacchiere facciano fatti, e noi i fatti li facciamo. Abbiamo bisogno di far selezione, noi dobbiamo ricominciare a far selezione della meritocrazia, non c'è nulla da fare. Sono solo 160 i posti auto per residenti previsti dal nuovo bando del garage comunale, troppo pochi per il Partito Democratico, che propone di utilizzare anche alcuni di quelli che oggi sono riservati ai turisti. Chiediamo al Comune che i 350 posti circa che sono previsti attualmente per i parcheggi transitori, per cui anche per i turisti, sul tetto del garage comunale vengano invece messi a bando insieme agli altri circa 160 posti per i residenti della città d'Acqua. I posti auto del garage comunale tornino ai veneziani. È la proposta del Partito Democratico, che punta il dito su quelle centinaia di posti cosiddetti transitori, che in realtà vuol dire sostanzialmente che vanno ai turisti. Tutto questo si colloca in un più ampio progetto del PD, che è quello di ritornare ad una città per i residenti piuttosto che esclusivamente turistica, e che recentemente ha visto affrontare il problema della casa con proposte sulle case popolari e sulle case private. Da 10 anni a Venezia non si indice un bando per posti auto al garage comunale. I primi annunci risalgono al 2016, ma ci vogliono 3 anni prima che nel 2019 venga approvata la delibera, cui seguono nel 2020 e 2021 promesse di pubblicazione imminente, prima entro gennaio 2022, quindi a primavera, infine entro settembre di quell'anno. Bisogna però aspettare il febbraio del 2023 per l'approvazione della delibera in giunta e il bando ancora non c'è, ma anche se arrivasse.
I posti a disposizione per i residenti nella città d'acqua saranno pochissimi. Dei 250 infatti messi a bando, solo all'incirca 160 saranno a disposizione di chi risiede nella città d'acqua. Non può essere che un bando sia un evento che succede ogni decennio o ogni qualche decennio, deve essere un'attività ordinaria affinché tutti i posti a disposizione vengano effettivamente consegnati alla cittadinanza a favore della residenza. Dei 250 posti auto che andranno a bando, invece, quasi 1 su 3 sarà destinato non a chi abita a Venezia, ma a chi ha un'attività a Venezia e con criteri che non premiano certo i titolari di negozi di vicinato che abitano nell'entroterra. A settembre saranno pronti gli alloggi pubblici di Campomarte. Alla Giudecca l'annuncio arriva dal presidente dell'Ater di Venezia, Fabio Nordio. Entro la fine dell'estate il restauro degli appartamenti di edilizia pubblica a Campomarte sarà terminato. Il presidente dell'Ater di Venezia, Fabio Nordio, è in sopralluogo alla Giudecca assieme ai tecnici dell'azienda e l'annuncio è di quelli storici, perché significa aver sbloccato e portare a termine una lunga e travagliata vicenda il cui inizio risale alla metà degli anni '80 del secolo scorso. Il cantiere è stato appaltato nel 1986 grazie al nostro consiglio di amministrazione, alla collaborazione con il consorzio che aveva vinto l'appalto e all'individuazione delle aziende all'interno del consorzio che erano in grado di finire i lavori. Finalmente riusciremo a consegnare questo importante intervento qui alla Giudecca a Campomarte, progettato da Alvaro Sizza. La consegna dei lavori è prevista per settembre, così come era preventivato dal proprio programma. In Campomarte i cantieri erano stati riaperti il 19 settembre scorso. In questo complesso ci sono già 83 alloggi Ater, ma la conclusione dei lavori attualmente in corso è basilare per completare anche a livello urbanistico e sociale quel rilancio dell'area che alla Giudecca si attende da decenni. Domani mattina a Venezia, per consentire il passaggio della Vogalonga dalle 8:45 per l'appunto del mattino fino alle ore 15 circa, ci saranno molte interruzioni e modifiche delle linee di navigazione, interessato anche il ferryboat della linea 17. Il passaggio della 47esima edizione della Vogalonga domani, con circa 2.000 imbarcazioni a remi e 7.300 partecipanti da 40 paesi stranieri, bloccherà il transito di motoscafi e vaporetti in laguna sull'intera rete di ACTV già dalle 9, orario in cui, con il classico colpo di cannone, verrà dato il via alla manifestazione. Sarà una grande festa per le tipiche barche a remi dei veneziani che una volta tanto si prenderanno la scena rispetto alle barche a motore. Tutti i veneziani addirittura sbarcavano dalle proprie barche i motori, chiudevano il buco fatto per far uscire il piede del motore e tornavano ai remi, magari anche improvvisati, ma quella era l'indicazione che abbiamo dato nel 1975. Buona Vogalonga a tutti, grazie all'organizzazione e organizzatori, soprattutto alla famiglia Roda Salva, che dal 75 non ha mai ceduto il passo e non ha mai perso un colpo, e grazie a loro ancora oggi, quasi a 50 edizioni, abbiamo ancora la possibilità di dimostrare e di garantire il rispetto del nostro ambiente. Tutte le magliette dei partecipanti avranno impresso una bellissima foto artistica, opera del fotografo veneziano Riccardo Reuter Rigoni, che sintetizza in modo magistrale e suggestivo il delicato equilibrio di Venezia e dei suoi molteplici aspetti. La gara sarà un percorso di 30 km, le linee di navigazione del trasporto pubblico a CTV torneranno regolari nel pomeriggio a partire dalle ore 15 circa, come da ordinanze specifiche delle autorità competenti. Per avere il quadro nel dettaglio delle modifiche a tutte le linee di navigazione è possibile e consigliabile consultare il sito internet istituzionale di AVM ACTV. Ora ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra poco. Bentrovati al telegiornale di Venezia. Apriamo questa seconda parte raccontandovi la storia di Sandi Hilal, un architetto di origine palestinese che si è laureata allo UAV di Venezia ed è restata molto legata alla città. Ebbene, a lei la Biennale di Venezia ha conferito il Leone d'Oro quale migliore partecipante alla mostra internazionale di architettura. Quella di Sandi Hilal, di origine palestinese, può essere considerata una favola. Ha studiato e si è formata culturalmente a Venezia, all'Università UAV, tra i Torrentini e San Basilio.
Chissà se avrebbe mai immaginato qualche anno dopo di tornare a Venezia e di entrare a Ca' Giustinian per ricevere il Leone d'Oro quale miglior partecipante insieme ad Alessandro Petti alla Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Mi sono formata qua e in realtà anche è stata un'università che mi ha fatto capire che architettura non è solo l'edificio, architettura è anche un modo di cambiare la vita e di immaginare una vita diversa. Dedica questo premio alla Palestina, che mi ha insegnato in realtà di non mollare mai, la resistenza, che ha insegnato noi che si può andare avanti anche nei momenti più bui, non mollare e continuare ad andare avanti, quindi sicuramente alla resistenza palestinese. Io in questo momento mi trovo come una persona che ha più di un posto che mi piacerebbe chiamare casa, ma il sistema politico mi costringe a dire dov'è casa. A me piacerebbe avere case ovunque. Restucci, a detto dell'artista, è stato fondamentale negli anni della sua formazione accademica. La Biennale Il Laboratorio del Futuro, diretta da Leslie Rocco, l'ha voluta premiare per il suo impegno di lunga data, teso a un profondo coinvolgimento politico con pratiche architettoniche e di approfondimento della decolonizzazione in Palestina e in Europa. Mi ricordo che ho fatto il primo esame e mi sono bloccata, non parlavo ancora bene l'italiano e mi ha detto non ti preoccupare, vai a bere qualcosa e torna indietro. Quando sono tornata ho iniziato a chiedermi di Betlemme, di architettura della Chiesa della Natività e all'improvviso poi tutto quello che ho imparato mi tornava indietro, ho fatto l'esame brillante. Venezia, che è una città che da sempre ha accolto popoli nel suo corso della storia, anche in questo momento apre ulteriori porte alla creatività. Ora vi portiamo a visitare una mostra piuttosto particolare sul cuore ma anche sul futuro della cardiologia. È ospitata nella sede di San Sebastiano di Ca' Foscari ed è stata ideata dal cardiochirurgo Gino Gerosa. L'idea di questa mostra nasce dal fatto che in fondo la cardiochirurgia è arte, quindi c'è un notevole sillogismo tra arte e cardiochirurgia. Cercando il cuore non è solo una mostra, è un dialogo tra arte e scienza. Da qui Gino Gerosa, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, rinnova infatti il progetto di un cuore artificiale pronto sullo scaffale della sala operatoria, disponibile senza attendere che un donatore muoia. Un cuore artificiale totale, italiano, un cuore che sia piccolo, che sia quindi utilizzabile in tutti i pazienti, che abbia un'eccellente biocompatibilità e che quindi garantisca un'adeguata qualità di vita, perché ricordiamo che sono più di 800 i pazienti in lista di attesa per trapianto in Italia, riusciamo a eseguire circa 250 trapianti, quindi diamo una risposta a meno di un terzo dei pazienti. Promossa dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di Ca' Foscari, l'esposizione è ospitata nell'Aula Ruperti di San Sebastiano. La mostra nasce dall'amicizia del professor Gerosa e della psicologa, della professoressa Bianca Rosa Volpe. Bianca Rosa Volpe, psicologa, si occupa della parte più emotiva dei pazienti che hanno subito un trapianto di cuore, mentre ovviamente il professor Gerosa si occupa della parte, diciamo, operativa. Lavoravamo con pazienti sempre al confine tra la vita e la morte, tra il poter continuare a vivere, rinascere anche con i trapianti oppure no, o con queste assistenze meccaniche. Un'esperienza che a me ha dato moltissimo, mi ha permesso anche di capire un po' l'essenza della vita. Accanto a quelle di Bianca Rosa Volpe sono esposte opere di Alberto Biasi, del maestro vetraio Giancarlo Signoretto e di Agnese Tegon, prima donna vetraia dall'epoca della Serenissima. Questa mostra è stata inserita all'interno del corso di curatorship dell'arte contemporanea e ha dato l'opportunità a un gruppo di studenti di seguire il progetto espositivo e di farne parte. Stasera alle 20:30 il Venezia inizia il sogno playoff giocandosi direttamente le semifinali. Stiamo parlando naturalmente di calcio. Per raggiungere le semifinali dei playoff dovrà necessariamente battere il Cagliari all'Unipol Domus in Sardegna. Per i ragazzi di Paolo Vanoli conterà solo vincere. In caso di pareggio dopo i 90 minuti regolamentari si andrà ai supplementari e in caso di pareggio ulteriore passerà il turno il Cagliari in quanto meglio classificato in campionato. Con questa notizia di sport si conclude questa edizione del telegiornale di Venezia di Antenna 3. Nell'augurarvi un buon proseguimento di serata vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo.
Ultimo weekend di maggio con sole, caldo moderato e tempo non del tutto stabile. Vediamo il dettaglio della giornata di domenica. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti, dove nel pomeriggio avremo una maggiore probabilità di qualche temporale, possibile poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, come ci mostra la grafica. In montagna si formeranno degli annuvolamenti con la possibilità di qualche rovescio. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato ma un po' più nuvoloso, specie nelle ore centrali, con temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.